Buongiorno, buongiorno, in diretta con Focus TG, andiamo tra pochissimo a Venezia in diretta a sentire il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha annunciato un accordo per la sicurezza sui treni della Regione. I militari che si metteranno la divisa potranno viaggiare gratis, in gran parte si tratta di militari pendolari, e intervenire in caso di necessità in seguito a tutte le aggressioni e agli episodi di violenza che si registrano sui convogli. Però andiamo in diretta subito a Venezia, sentiamo di cosa sta parlando il Presidente, che sta rispondendo alle domande dei giornalisti. Ci siamo andati quest'anno nel 2022 con le politiche, ma perché era caduto il governo e c'erano i tempi dettati dalla Costituzione. Quindi è abbastanza fluida la situazione. E quindi aspetto una risposta anche qui da Roma, anche se la facoltà poi concreta della Giunta nel decidere. Sì, affronteremo il problema quando sarà ora di affrontare il problema. Grazie. Diciamo che noi qui abbiamo un po' la politica del salame, sapete, i problemi sono come i salami, si affrontano una fetta alla volta, perché caricarsi troppi problemi poi va a finire male. Prego. Presidente, adesso in manovra, che andrà a breve in discussione anche in aula, c'è un aumento dell'aumento dell'IRAP, era stato annunciato, bisogna far fronte a questa spesa aggiuntiva. Come la vede? C'è da difendere, come chiedono alcuni consiglieri dell'opposizione? Da difendere cosa? Criticare quantomeno questo ulteriore aggravio nei confronti della Regione, che deve pagare più come tutti gli enti. Ma sai, l'opposizione fa il suo mestiere, dopodiché se uno guarda i numeri, questa è una Regione che non preleva 1.179 milioni di euro all'anno di tasse che potrebbe prelevare. Siamo gli unici in Italia che non fanno questo prelievo. E se moltiplicate 14 anni, anzi 15 ormai con questo bilancio, per 1.170, vengono fuori una pacca di miliardi, sono quasi 20 miliardi di euro che non abbiamo prelevato. Stiamo parlando di una manovra IRAP, da 40-50 milioni di euro quest'anno. Sentite, la vera preoccupazione è capire la finanziaria regionale e nazionale che ricaduta avrà sui bilanci regionali. E finché non la vedremo scritta e capiremo cosa accadrà, perché adesso c'è movimento sul fronte ad esempio della sanità, perché si parla delle nuove tariffe della sanità e quindi c'è tutto un ragionamento lì, c'è da capire quanto peseranno sul bilancio, diciamo, queste nuove, diciamo, idee, fra virgolette. Il Presidente Luca Zaia sta rispondendo alle domande dei giornalisti, punto stampa anche con la Vicepresidente De Berti, perché vi ricordo si è trattato di un accordo per la sicurezza sui treni, è stato annunciato poco fa, i militari che vestiranno la divisa, indosseranno la divisa, potranno intervenire in caso di necessità sui treni per garantire sicurezza e viaggeranno gratis. Questo è l'accordo con l'Esercito che è stato annunciato questa mattina. Adesso Zaia sta rispondendo a tante domande, sentiremo poi di nuovo i giornalisti che lo circonderanno con i microfoni, ma andiamo subito a Padova in diretta da Chiara Gaiani, perché sono stati arrestati due ragazzi che rapinavano e derubavano anziani e disabili. A te la linea, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo all'interno della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, dove è appena finita la conferenza stampa. Devo dire una delle più difficili e anche particolari e brutte a cui io abbia assistito nella mia carriera, non è corta. Ringrazio il maggiore Alberto Cavenaghi, comandante della compagnia di Cittadella. 2 arresti, dicevi, 2 persone giovani. Il primo aveva appena 17 anni quando è stato arrestato ed è diventato maggiorenne in carcere, il secondo 27 anni, che hanno commesso 4 rapine accertate. Su 4 i militari stanno indagando, ma in un modo davvero brutale, con una violenza che lo stesso comandante provinciale che era qui presente poco fa e anche il maggiore faticano quasi a raccontare. Entravano nelle case degli anziani, adesso chiederemo proprio al maggiore di raccontarci che cosa hanno dovuto purtroppo raccogliere, e davvero con efferatezza mettevano in atto un piano criminale preciso per uscirne con pochi spiccioli o con magari quelli che erano davvero i tesori, anche se di poco valore per questi anziani. È stata un'indagine difficile, maggiore.
Sì, le indagini che abbiamo svolto sono state estremamente minuziose e tempestive e ci hanno consentito sostanzialmente di ricostruire in modo preciso il modus operandi di questi due criminali, mai con nessun tipo di dinamica lasciata al caso o all'improvvisazione. Sostanzialmente i due rapinatori, utilizzando veicoli che di volta in volta abbiamo dimostrato essere messi a loro disposizione da altri soggetti, battevano i quartieri residenziali dei comuni dell'Alta Padovana e si dedicavano a individuare persone anziane o fragili e una volta individuate ed essersi accertati che fossero effettivamente solo in casa, facevano subito effrazione all'interno delle abitazioni in modo molto violento e rapido, saltando addosso letteralmente alle vittime, che erano appunto persone di una certa età, magari anche affette da deficit cognitivo nonché da disabilità fisica, e non curanti di queste circostanze, anzi forse addirittura incentivate da questo stato di minorata difesa, le afferravano violentemente per il collo, per le braccia. Iniziavano una serie di minacce assolutamente allucinanti, quali la minaccia di amputare parti del corpo come mani o dita. Iniziavano poi a minacciare di fare del male agli eventuali parenti che fossero intervenuti in soccorso delle vittime anziane, il tutto per poi riuscire a racimolare pochi spiccioli, veramente pochi euro, e qualche collanina e addirittura fedi nuziali che venivano strappate con violenza dalle mani di alcune di queste vittime, non curanti delle suppliche delle stesse, che chiedevano sostanzialmente di lasciare almeno loro un ricordo dei loro mariti defunti. Ecco, voi ci avete davvero messo tanto impegno maggiore, lei e i suoi uomini, per riuscire ad individuarli. Un'indagine minuziosa, vecchio stampo, con oltre ovviamente le immagini delle telecamere, ma cercando di capire le macchine, come si muovevano questi due personaggi, che erano molto mobili, tra l'altro non solo nel Veneto ma in tutto il Nord Italia. Abbiamo impiegato numerose risorse e molto tempo in indagini di polizia giudiziaria di stampo tradizionale, quindi con pedinamenti, appiattamenti. Da parte del nostro personale c'è stata la massima precisione e cura nel non perdere mai di vista questi due soggetti, nel ricostruirne in modo minuzioso e dettagliato i singoli spostamenti e nel capire effettivamente che cosa stessero facendo nel momento stesso in cui venivano attenzionati, anche perché la loro abilità, dovuta appunto a una professionalità non indifferente nel pianificare i colpi, li rendeva soggetti assolutamente difficili da attenzionare. Nonostante questo siamo riusciti a raccogliere gli elementi necessari per poter portare alla magistratura tutti gli elementi a suffragio delle misure che sono state emesse. Ecco, io concluderei con un'ultima domanda. Mai una vittima ha chiamato il 112 anche per vergogna, per paura? Sono sempre stati i figli di solito a farvi intervenire? La più grande difficoltà che abbiamo riscontrato nel corso di questa complessa e prolungata indagine è stata il fatto che la scelta da parte di questi due criminali, di persone fragili, non consentisse alle vittime di poter chiamare il 112 nell'immediatezza dei fatti, e la violenza fisica esercitata e le minacce che ad essa si sono accompagnate hanno sempre dissuaso le vittime dal chiamare tempestivamente gli aiuti, e sostanzialmente la segnalazione dei reati commessi avveniva soltanto, addirittura in certi casi dopo ore, quando i parenti facevano visita a queste persone e le trovavano in uno stato di prostrazione psicologica. Allora io direi che davvero vi ringraziamo per il lavoro che avete svolto, per quello che fate anche tutti i giorni. Ricordiamo ancora una volta, approfittiamo agli anziani di non aprire mai la porta alle persone sconosciute. Questi due sono tuttora in carcere, anche quello che era minorenne all'epoca dei fatti. Davvero ringrazio il maggiore Alberto Cavenaghi, comandante della compagnia di Cittadella, e tutti i suoi uomini per il lavoro che avete fatto. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Andrea Benetti. Da Padova la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani e ad Andrea Benetti. Furti in tutte le province del Veneto, anche sui colli euganei, davvero razzie a nastro, sono esasperati i cittadini. Ne ha parlato Francesco Rattai insieme a Federico Cibotto, per la parte tecnica, con il sindaco di Rovolon Ermanno Bangagnin. Siamo davanti alla prefettura di Padova perché ieri c'è stato un coordinamento interforze tra questura, carabinieri e prefettura appunto
per cercare di arginare quella che sembra una vera e propria ondata di furti e sono stati predisposti servizi aggiuntivi per il controllo del territorio. Con me c'è il sindaco di Rovolon, Ermanno Magagnin. Il sindaco di Rovolon perché la zona dei Colli Euganei è tra le più colpite. Nel suo comune si sono verificati nelle ultime settimane parecchie razzie, parecchi furti in casa, furti che sono tipici della stagione, anche se il sindaco ci sottolineava che rispetto agli anni passati sono iniziate anche un po' prima. Insomma, una situazione che lascia preoccupazione anche tra i cittadini. Sì, buongiorno. Sì, confermo che nei giorni scorsi anche nel nostro comune è stato oggetto di tentativi di furto e di furti. Ufficialmente dai dati del Comando Stazione Carabinieri di Bastia abbiamo 5 denunce per furti e confermo che rispetto agli anni precedenti si sono anticipati, nel senso che normalmente si andava a cavallo delle festività natalizie. Quest'anno invece abbiamo avuto un anticipo appunto di questi tentativi, di questi furti che poi sono stati anche eseguiti purtroppo. E ovviamente c'è un po' di preoccupazione sia da parte nostra ma anche e soprattutto della cittadinanza, e quindi anche noi siamo in contatto continuo con col comandante, con la stazione Carabinieri di Bastia, con la polizia locale Retenus, e si stanno cercando di intensificare i controlli, di fare una sorveglianza sempre più forte, più intensa. E un appello che mi sento di fare proprio è quello di fare un'azione condivisa fra tutti, cioè tra cittadini, comune e anche ovviamente forze dell'ordine, perché è importante innanzitutto segnalare eventuali presenze, eventuali mezzi sospetti che transitano nei nostri territori. Ecco, voi come comune chiaramente avete aumentato i controlli, ci diceva che avete 8 vigili di tutta la rete dei comuni a cui aderite nella convenzione. Ecco, pensate anche di aumentare la videosorveglianza? Sì, noi negli ultimi anni abbiamo investito molto sulle telecamere, quindi sugli impianti di videosorveglianza. Attualmente abbiamo circa oltre 40 punti del territorio che sono oggetto di impianti di videosorveglianza. Nei varchi di entrata al nostro territorio, nei confini, abbiamo delle telecamere che leggono le targhe sia in entrata che in uscita dei mezzi, quindi continueremo con questo investimento, con queste azioni. Credo che altre telecamere dovremmo riuscire a installarle anche nelle aree residenziali, nei punti più sensibili entro la fine dell'anno, e quindi continueremo anche con questo investimento, perché abbiamo visto che effettivamente danno un'utilità importante. Abbiamo avuto anche 1 o 2 casi che grazie proprio agli impianti di videosorveglianza presenti hanno permesso poi anche di individuare, identificare chi ha commesso questi reati. E aggiungo che continueremo anche, come facciamo ogni anno, a cavallo appunto delle festività natalizie, andiamo a implementare anche un servizio di vigilanza privata con guardie giurate. Grazie a Francesco Rattai. Adesso andiamo, prima di parlare di altri furti, andiamo a Treviso, dove è attesa la sentenza per l'accoltellamento di Marta Novello. Ricorderete, nel marzo del 22 questa ragazza faceva jogging a Mogliano Veneto, fu aggredita da un allora 15enne che sferrò 23 coltellate. Andiamo in diretta da Lucio Zanato. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo di fronte al Tribunale dei Minori, dove oggi c'è la Corte d'Assise chiamata a definire in maniera definitiva, anche se è un gioco di parole, la condanna per il 15enne che, come hai giustamente ricordato, il 22 marzo del 2022 aggredì accoltellando questa giovane Marta Novello, 27 anni, mentre stava facendo jogging lungo via che porta al
ristorante al Muraro, quindi la via diciamo della Bassa di Mogliano. Proprio in quella zona lì l'aggredì perché lui disse voleva rapinarla per potersi pagare del fumo. In ogni caso lui venne subito fermato e poi arrestato, mentre la giovane finì in ospedale dove venne curata, pensate, 23 coltellate, le lacerarono i polmoni, subì diversi interventi chirurgici, una addirittura le recise un tendine per cui dovette subire un ulteriore intervento chirurgico. Tutto questo poi ha comportato la prima condanna in patteggiamento di questo giovane quindicenne a 6 anni e 8 mesi, in appello ridotta a 5 anni. Nel frattempo, nel luglio del 22 ci fu un vizio di forma per cui lui, anziché uscire dal minorile per andare in una comunità protetta, divenne, diciamo così, ebbe la libertà e la mamma lo portò in Inghilterra, dove si trova tuttora, probabilmente lavora in quel di Londra. Questo giovane comunque oggi viene giudicato qui dall'Assise, chiamata dalla Suprema Corte subito dopo, appunto, chiamata dalla Cassazione dopo il secondo grado di giudizio, perché secondo appunto la Cassazione il Tribunale non ha valutato adeguatamente lo stato mentale del giovane in quel momento. E proprio per questo è stato chiamato come consulente della Corte Alessandro Pesavento, psichiatra di Padova, che sicuramente ricorderà il direttore perché è lo stesso che seguì il caso di Erostato, quel mitomane che mandava delle lettere con le polverine e poi lasciava sugli asili a Cesio Maggiore nel Bellunese delle caramelle gommose piene di spilloni, non si sa bene perché, e siccome in quel caso venne indicata una famiglia per via degli alcuni iscritti che erano stati trovati, venne chiamato proprio il dottor Pesavento a stabilire se erano loro e soprattutto qual era, diciamo così, il livello mentale per combinare queste cose. Alessandro Pesavento oggi ha presentato la sua valutazione davanti alla Corte, naturalmente poi a seguire c'è il contraddittorio con i due avvocati, Alberto Barbaro che rappresenta la famiglia appunto di Marta Novello e invece Matteo Scussati che invece è il difensore del giovane all'epoca dei fatti, quindicenne, quindi oggi quasi maggiorenne. Da questa mattina alle 9 c'è l'udienza, noi siamo in attesa di capire se si andrà quasi sicuramente a sentenza definitiva oppure se verrà rimandato ulteriormente con un'udienza finale. In ogni caso noi siamo qui e se ci sono delle novità chiederemo immediatamente la linea. A te direttore. Grazie molte, grazie Lucio. Oggi in regia ci sono Andrea Basso e Alberto Pivetta. Torniamo da Luca Zaia che sta, credo, terminando di rispondere alle domande dei giornalisti. Sentiamo. No, mi sa che ha terminato, credo che abbia terminato proprio adesso. Torneremo perché a questo punto poi i giornalisti lo assedieranno e gli faranno... ha parlato un po' di tutto oggi Zaia, per cui adesso sentiamo appena siamo pronti. Direi che manca poco perché vedo che lo stanno nuovamente inquadrando. Vediamo, torniamo a Venezia. Eccoci qui. Messo, ecco qua. Fois, come stai? Bene, dai. Possiamo partire? Siamo tutti? Ci siamo tutti. Io intanto le chiedo se mi ricorda il bacino geografico per cui c'è questo accordo con Trenitalia e le forze armate e più o meno quanti sono i militari coinvolti. Stiamo parlando di forze armate, quindi esercito, aeronautica e marina militare. Stiamo parlando di 700 corse al giorno, 150 treni, circa 150.000 persone trasportate nel territorio regionale, solo esclusivamente il territorio regionale, e potenzialmente le forze armate che potrebbero chiedere di poter fruire di questo nuovo servizio e partecipare a questo nuovo servizio sono circa 9.000 unità. Esclusi Freccia Rossa, giusto? Sì, stiamo parlando di treni regionali per un accordo regionale. E l'obiettivo qual è? Sicurezza, controllo, qual è? La deterrenza, avere un militare che si dichiara e quindi si fa censire a bordo del treno, un militare in divisa che nel momento in cui ci fosse un problema il capo del treno lo può contattare, sa qual è la sua postazione e potrà avere un valido aiuto.
Non è la prima volta, scusa, che capita questa cosa, perché altre regioni hanno già fatto un provvedimento simile. Che risultati ha dato? Risultati che la deterrenza è fondamentale e penso anche che si debba ricordare che a livello nazionale quest'anno abbiamo avuto un bilancio di oltre 250 aggressioni a bordo e in Veneto 31 aggressioni, che non sono poche per una regione come il Veneto. Noi siamo la quarta regione d'Italia per aggressioni, dopo Lazio, Toscana e Campania. Ma vuol dire militarizzare i treni? Vuol dire viaggiare più sicuri e più tranquilli, si mettono nei panni delle ragazze, delle signore, degli operatori, dei capotreni che si ritrovano a volte davanti delle persone esagitate, fuori di testa, maleducati, gente che non sa cosa sia la civile convivenza, e noi siamo felici di avere le forze armate a nostra disposizione. Arresto in flagranza differita, qui parliamo invece di ospedali, pronto soccorsi con personale medico sanitario preso di mira. Qualcosa si sta muovendo, ci sono ospedali, ad esempio quello di Padova, che sta anche pensando a delle misure di difesa, non solo dell'operatore ma anche della struttura, anche se gli stessi direttori dicono ci dispiace perché gli ospedali non devono essere caserme. Gli ospedali non possono essere caserma e devono essere aperti, proprio per il motivo per cui noi curiamo tutti, a prescindere dal colore della pelle, dal credo religioso, dalle scelte sentimentali, dal censo, dal fatto che abbiano i documenti o non ce li abbiano. E questo è un momento di vanto per noi veneti. Abbiamo 68 ospedali, è pur vero che dobbiamo difendere da un lato gli operatori, i nostri 64.000 operatori, e dall'altro l'esercizio dell'attività medica, perché chi va a fare l'aggressione, come è accaduto a Cittadella, in un pronto soccorso, crea del male agli operatori, come abbiamo visto, e fra l'altro avete visto il carabiniere che ha avuto la peggio, e dall'altro interrompe un servizio, magari mettendo a repentaglio la vita di un codice rosso che ha bisogno urgente di essere curato. Quindi io penso che il legislatore qui debba legiferare con tolleranza non zero ma doppio zero. Deve esserci un aumento dell'IRAP nella prossima manovra. Ma è già preventivato l'aumento dell'IRAP, l'abbiamo detto, ne abbiamo discusso. Siamo la regione che non applica tasse a livello regionale da 15 anni. Noi abbiamo prelevato più o meno, non prelevati ai tasche viventi, forse quasi 20 miliardi di euro in 15 anni. Adesso vedremo quale sarà la ricaduta della finanziaria nazionale, cercheremo di capire le ultime partite e dopo anche quest'anno il bilancio lo faremo. L'autonomia cosa si aspetta nelle prossime settimane dopo la riunione della consulta? Mi pare di capire che la protezione civile fa un po' ago della bilancia? No, io sono fiducioso, la protezione civile è la prima delle 9 materie sulle quali si fa la trattativa, sarà anche, come si può dire, la vernice, no? Cioè, la debuttante, ma sarà anche l'occasione per dimostrare ai più scettici che quando vedranno messe in fila le competenze che verranno attribuite eventualmente alle regioni, si capirà che forse nessuna regione potrebbe rinunciare a quelle competenze, forse il problema poi ce l'avranno quelli che hanno sempre detto che non vogliono l'autonomia perché è la secessione dei ricchi. La verità è che l'autonomia è un vero processo di decentramento amministrativo e di miglioramento della vita dei cittadini. Ma cosa potrebbe cambiare, scusami, per i cittadini? Ce lo può spiegare? La protezione civile è la calamità naturale, un'alluvione, un terremoto circoscritto al confine regionale, può essere gestita in maniera molto più efficiente se vi sono delle funzioni attribuite alle regioni. Penso alle ordinanze in deroga, penso al coordinamento delle forze in campo durante la protezione civile, che oggi non accade che non c'è un coordinamento regionale. Ha tutta una serie di attività che noi potremmo fare che oggi non possiamo fare, ma nell'interesse dei cittadini, e quindi non è la secessione dei ricchi come dice qualcuno. E oggi è tornato a parlare di Venezia per quello che riguarda il caso della Fenice, ha detto bisogna entrare, sì certo, però ha detto Venezia non è un Luna Park, perché l'ha detto? Cioè si sente che in questo momento viene usata come un Luna Park, cioè anche una critica a quella che è stata l'amministrazione di questa città negli ultimi 30 anni, non sto parlando di quella attuale. Non sto criticando minimamente le amministrazioni e l'amministrazione, sto pensando alla percezione che c'è a livello nazionale, che non è quella che abbiamo a livello internazionale, per fortuna. A livello internazionale il cittadino del mondo ritiene Venezia una parte anche di sé, nel senso che noi vediamo gli interventi del New York Times piuttosto che altri autorevoli quotidiani internazionali che trattano Venezia come figlia loro, e a noi fa piacere questo. Dall'altro però la percezione a livello nazionale a me dà l'idea che sì, vabbè, ma tanto Venezia vive di turismo. No, Venezia deve essere il salotto buono di questo paese per presentare, diciamo, il paese. Io immagino e spererei che un giorno, se ci fosse la visita, che so, di Trump, fosse accolto a Palazzo Ducale, se ci fossero visite importanti, che si utilizzassero le strutture. Ma chi è che una piazza come Piazza San Marco, una basilica come
la Basilica di San Marco e il Palazzo Ducale, e poi non sto a parlarvi di tutte le altre realtà veneziane. Quindi direi che Venezia è veramente un grande biglietto da visita e non c'è bisogno di spiegarlo a nessuno in giro per il mondo. A proposito di Trump, lei ha... Perché sostanzialmente può essere una grande opportunità per la politica italiana. Secondo me sì, perché se vado a vedere i componenti del G7 europei, quindi gli stati europei, l'unico stato che si può definire Trump friendly, insomma, che ha comunque affinità ideologiche e comunque non ha fatto campagna contro Trump, è proprio l'Italia. Quindi si apre, secondo me, un'autostrada a favore della Presidente Meloni, che ha fra l'altro gestito bene la politica estera. Direi che noi possiamo diventare assolutamente la porta d'ingresso e di relazioni degli Stati Uniti con l'Europa. E questo di Trump. E di Elon Musk invece? Cosa devo dire? È Doge anche lui adesso. È Doge, è stato nominato Doge, lavorerà per l'innovazione, lavorerà per la legalità, per l'efficienza, come dice il suo nuovo titolo, e direi che a noi fa piacere che qualcuno accomuni il Doge e la Repubblica Veneta. Magari da Tesla toglierà la T e ci metterà il leone a lato. Senta, tornando a Trump però, per quanto riguarda l'export italiano, veneto, insomma tanti prodotti poi esportati in tutto il mondo, non c'è da temere? Ma guardi, io non so cosa ha in testa il Presidente Trump, ma di certo il mondo è in osmosi, e l'ho già detto in molte occasioni. I mercati sono come i vasi comunicanti, pensare che gli Stati Uniti possano riempire di dazi per controllare, diciamo, le importazioni negli Stati Uniti e immaginare che possano esportare nel mercato più florido del mondo, che è l'Europa, da 450 milioni di abitanti, indisturbati, non la vedo proprio. Quindi è ovvio che ogni azione corrisponde a una reazione, ma il Presidente Trump lo sa benissimo, è uomo d'affari, quindi sa come si fa. Si fanno più male loro. Ma si dice in Veneto che si prendono più mosche col miele che con l'aceto, mi fermo qui. Dovesse venire in Veneto, Trump dove lo porterebbe? Palazzo Ducale. E poi? Avremo modo di conoscere una bella terra, e ricordo anche che gli Stati Uniti, per scrivere la loro Costituzione, sono venuti a vedere, diciamo, la prima democrazia al mondo, che è stata la Repubblica Veneta. Okay. Buon lavoro ragazzi, vi lascio il generale. E si è conclusa qui la conferenza stampa del Presidente Zaia, che ha parlato di molti argomenti, e avete sentito che si è soffermato su tante questioni, sollecitato dai giornalisti. Allora adesso andiamo invece a Romano Vezzelino, perché c'è un problema grave di inquinamento delle acque. Sentiamo in diretta Monica Smiderle. A te Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, siamo a Romano Vezzelino con il sindaco Simone Bontorin. Perché? Perché che cosa è successo? I controlli effettuati da ETRA hanno registrato la presenza di un erbicida potenzialmente cancerogeno nei pozzi di questa zona. Siamo in via Rivoltella, al confine con il comune di Bassano del Grappa. Ovviamente è una situazione che preoccupa, sono scattati dei controlli ulteriori. Domani, sindaco, ci sarà anche un vertice con l'ARPAV. Nel frattempo sono in vigore le ordinanze che vietano l'utilizzo dell'acqua. Allora, che cosa è successo? Nelle giornate a cavallo del weekend scorso, ETRA ha effettuato i soliti consueti campionamenti sull'acqua di pozzo, che poi è potenzialmente immettibile nella rete dell'acquedotto. Hanno verificato la presenza di un erbicida, il metolaclor, questo principio attivo, che è un erbicida usato nella coltivazione del mais per diserbare i campi. Da questa presenza all'interno del pozzo è stata diramata un avviso all'azienda sanitaria, che ha comunicato a noi sindaci di intervenire per limitare e bloccare l'utilizzo di acqua di pozzo. Da questa decisione ieri abbiamo emesso le ordinanze, io e il collega di Bassano Nicola Finco, e in quest'area noi siamo proprio al centro dell'area per quanto riguarda Romano. L'area adiacente è quella che riguarda il comune di Bassano. Da oggi l'acqua di pozzo non è utilizzabile da parte delle famiglie che dovessero avere un pozzo. Abbiamo delle famiglie che in una zona limitrofa utilizzano l'acqua per uso domestico, l'acqua di pozzo, perché in quella zona non arriva l'acquedotto, quindi in via cautelativa anche loro sono stati avvisati di non utilizzarla.
Va sottolineato, Sindaco, che l'ordinanza riguarda l'acqua di pozzo, mentre l'acqua dell'acquedotto è sicura, è stata controllata. Certamente questa è una cosa che è preliminare ad ogni altro discorso. L'acqua dell'acquedotto in questo momento non proviene dai pozzi di emungimento che sono presenti in questa zona, di conseguenza gli acquedotti presentano acqua che è evidentemente molto più controllata che quella di pozzo e in questo momento non c'è nessun problema, quindi tutti i cittadini di queste aree non si preoccupino di quello che è l'acqua che esce dal loro rubinetto. Senta Sindaco, sono scattati dei controlli ulteriori che sono in corso anche oggi. In queste zone e nella fascia immediatamente circostante sono stati fatti dei campionamenti e dei controlli nei pozzi piezometrici che sono già presenti e che vengono utilizzati come punti di controllo quando ci sono degli sversamenti. Si parte da Solagna e si arriva fino a Santa Croce, di conseguenza l'area è molto importante e vasta proprio per cercare, per cerchi concentrici, di ridurre quello che è il potenziale impatto, il potenziale inquinamento. Domani ci sarà un vertice, come anticipavo, con la presenza di tutti gli enti e le istituzioni che sono interessate da questo inquinamento, tra queste anche l'ARPAV. Sì, in questo momento gli enti che sono preposti ai controlli, oltre a ETRA che è il gestore del servizio idrico, abbiamo la provincia di Vicenza, abbiamo ARPAV, abbiamo l'azienda sanitaria che si occupa di igiene e salute pubblica e di conseguenza assieme ai comuni saremo tutti presenti per capire la dimensione e il rischio presente in quest'area. Insomma, direttore, parte da qui, da via Rivoltella, da quest'area delimitata tra i comuni di Romano Dezzelino e Bassano del Grappa, questo preoccupante inquinamento dei pozzi, ma la situazione è in divenire, ci saranno questi ulteriori controlli e poi la riunione e il vertice di domani. Da Romano Dezzelino è tutto, la linea torna allo studio. Grazie molte a Monica Schmiderle e a Alessandro Costacurta per la parte tecnica, grazie anche al sindaco Bontorino. Ovviamente vediamo i titoli del Corriere del Veneto, diretto da Alessandro Russello. Venezia, Cadario venduta, il palazzo che uccide, ceduto per 18 milioni di euro. È il palazzo sfortunato, che porta sfortuna. Insomma, tutti quelli che l'hanno comprato poco dopo sono deceduti. Quindi, auguri a chi l'ha comprato. Insomma. Cali di tensione in mezzo Veneto, 13 ascensori bloccati e TAC inceppate. Bicicletta, Pinarello lancia il progetto del grande parco delle due ruote, piste didattiche, BMX, gravel. Treviso fa sparire 320.000 euro dall'eredità del padre, giornalista a processo per la serie Colleghi che si fanno onore, piccole aziende e poca produttività, basta con la difesa di un modello superato. Ed eravamo partiti con i furti e ci torniamo perché davvero ladri in tutte le nostre province, ce ne sono stati nei giorni scorsi nel Bassanese, altre irruzioni nelle case di Cassola. Vediamo. Ladri sempre più scatenati nel territorio bassanese, è senza fine l'ondata di furti che si sta registrando ormai da un mese. Banche assaltate e tante abitazioni visitate dai malviventi che cercano in particolare denaro contante e gioielli. Dopo i 2 furti messi a segno in via Papa Paolo VI a Cassola, i ladri si sono spostati a San Giuseppe. Si muovono nell'oscurità, soprattutto nella fascia oraria tra le 6 e le 9 di sera. Si arrampicano sulle grondaie per salire ai piani superiori delle case, forzano i serramenti ed entrano in alcuni casi, come è successo a Tezze sul Brenta, anche se i proprietari sono in casa. Nei gruppi social stanno girando dei fotogrammi, potrebbero essere ladri in azione dentro un appartamento, persone riconducibili a quelle segnalate nella Golf grigia. Rimane nel mirino dei malviventi anche il territorio di Tezze sul Brenta. Su Facebook continuano le segnalazioni di persone sospette, incappucciate, come è successo tra via Bandi e via Oriana Fallaci. Alcuni comuni si stanno attivando per avviare il controllo di vicinato, mentre i sindaci raccomandano ai cittadini di segnalare qualsiasi movimento sospetto alle forze dell'ordine. E sempre dei furti a Cassola si è occupato anche Mirko Cavallini insieme a Monica Schmiderle. Vediamo.
Altri 2 casi di furti in abitazioni private si aggiungono alla lunga lista di questo autunno nel Bassanese. Via Papa Paolo VI a Cassola è in una zona defilata rispetto al centro, con alcune aziende artigiane attive e alcune case di recente costruzione a ridosso dell'area di campagna. Proprio da questo lato, nascosti dall'oscurità, sarebbero passati i malviventi che hanno fatto razzia di gioielli preziosi nella residenza di una famiglia che era da poco uscita di casa. Appena di fronte, poi, i ladri si sarebbero arrampicati su una grondaia per salire al primo piano. In zona non ci sono telecamere, fatto probabilmente noto ai delinquenti. Il comune punta sulla prevenzione e sulla collaborazione con le forze dell'ordine. Vorremmo riproporre delle riunioni con la cittadinanza per indicare magari i comportamenti da tenere proprio per evitare queste situazioni, però il problema, da quello che si capisce, riguarda un po' tutto il territorio e riguarda una fascia oraria molto ben precisa, che è quella che va dalle 17 alle 21. E in effetti anche negli ultimi 2 casi avvenuti nello scorso fine settimana l'orario incriminato è quello delle 18. A Cassola non è stato ancora attivato il controllo di vicinato, ma in vista del periodo natalizio la polizia locale attuerà un servizio aggiuntivo di pattuglie serali e notturne e a breve partiranno gli incontri di formazione e informazione per tutti i cittadini. Chiedo alla cittadinanza di rendersi partecipe a queste riunioni, non solo le persone anziane, ma anche tutte le persone che magari vengono prese di mira, non solo magari con furti, ma anche attraverso truffe di vario genere. E cos'altro possono fare i cittadini? Siamo andati a sentire i bassanesi. L'ondata di furti che si sta registrando nell'area bassanese sta preoccupando e non poco i cittadini. Noi siamo andati tra la gente a chiedere come ci si può difendere. Non ci si può fare giustizia in casa, è impossibile, anche perché i delinquenti sanno come fare del male, noi no. Sicché bisogna rafforzare le forze dell'ordine. Non reagire. Non reagire assolutamente. Quando vengono presi devono essere tenuti in galera, perché non è solo questione di tenerli in galera. Il problema è che bisogna dare una dimostrazione che qui le cose le facciamo sul serio. Per difenderci bisogna proprio cominciare a mettere telecamere, sistemi di sicurezza appropriati nelle case. Purtroppo sì, abbiamo paura dei furti, abbiamo paura di quello che sta succedendo nel territorio. Questa è la democrazia che abbiamo fatto adesso, guarda. È deluso quindi? È deluso. Dico, gli altri insomma, non si può andare fuori. Sono venuti i ladri in casa? Ultimamente no, ma anni fa sì. 5 volte. Rimane il segno, la paura. Adesso sono in appartamento, sono un po' più sicura della casetta singola. E com'è possibile difendersi? Non è possibile. Noi no. Non è possibile. Noi non abbiamo un sistema per difenderci, a parte qualche antifurto, ma dovrebbero essere le forze dell'ordine che presidiano. Soliti discorsi, pena certa, e forse sarebbe meglio. Io li ho trovati in camera per dirle. E cosa ha fatto? Niente, abbiamo reagito con i figli, ha reagito violentemente, abbiamo cercato di prenderli, ma abbiamo sbagliato tutto, perché a loro non ne frega niente di noi. Loro sono riusciti a scappare per fortuna, però li abbiamo anche inseguiti, è un altro sbaglio ancora. Bisogna solamente cercare di assicurarci di avere un buon allarme, di avere delle telecamere, in modo che poi li vengano presi. E i cittadini prendono iniziative anche su altri fronti, per esempio i residenti del quartiere Ospedaletto a Vicenza hanno raccolto tante firme con una petizione per risolvere i problemi del quartiere e li hanno portati a Palazzo Trissino, sede del comune, al sindaco Possamaia. Vediamo. Buongiorno, siamo a Palazzo Trissino, sede del comune di Vicenza, per parlare ancora del quartiere Ospedaletto, dei suoi problemi, delle richieste dei residenti. Noi di Rete Veneta siamo andati a sentire quali sono le difficoltà maggiori di questo quartiere, insomma è chiesta più sicurezza anche sulla viabilità, il cavalca ferrovia, insomma andiamo a rivedere un po' insieme quali sono le richieste principali dei cittadini.
La velocità è sempre sostenuta, anche perché questa strada qui, soprattutto per andare verso da qui, da Anconeta, andare verso Bertesina, dalla mattina alla sera è trafficatissima. È una super strada. Così definisce la principale strada che attraversa il suo quartiere il nostro affezionato telespettatore Giancarlo Dalben, fino a che non verrà completata la tangenziale nord di Vicenza. Con il prolungamento di via Aldo Moro, sottolinea, una grande parte del traffico di attraversamento della città è destinato a passare tra queste strade che non sono state progettate per sostenere l'attuale mole. A complicare la vita di commercianti e residenti i numerosi cantieri per la posa delle infrastrutture eseguiti senza una pianificazione comune. Passava una ditta, bucava, passava un'altra e faceva un'altra traccia, passava e asfaltava. Dopo sembrava che avessero finito, prima di asfaltare praticamente hanno fatto tutte le segnaletiche, parcheggi, scarico. Qui per esempio manca quella della... Adesso hanno asfaltato. Adesso non c'è più un segnale di parcheggio, i signori lì che hanno un negozio non hanno il loro spazio per lo scarico quando viene il camion per scaricare il vino. Le strisce qua anche che le hanno tolte adesso. La sicurezza basta. In questa condizione è pericoloso, bisogna che sistemino al più presto la scuola qui. Non ci sono dossi, mancano le strisce e vedo che anche il vigile a volte fa difficoltà a fermare il traffico perché le macchine corrono. Sarebbe necessario eventualmente quei semafori che se superi determinata velocità scattano al rosso, per cui sei costretto ad rallentare la velocità. Altro punto nero della viabilità, lo stato di salute del cavalcaferrovia verso Bertesina. Il ponte è un po' pericoloso, mettiamola così. Si creano delle scene di nervosismo sul ponte più di qualche volta, sia al mattino ma soprattutto alla sera, perché c'è chi ha fretta e invece chi ne ha meno. Vedo come si comportano le persone, molti passano con il rosso. C'è sempre qui la colonna e poi hanno messo il divieto di passaggio dei mezzi pesanti fino a 3,5 tonnellate, però sono passate due betoniere assieme una vicino all'altra, per cui non è stato fatto niente fino adesso, c'è solo tanto traffico, tanto casino e come dicono tanti ci sono degli scricoli. Ma noi perché siamo qui a Palazzo Trissino? Perché Deborah Basso, buongiorno, che salutiamo. Buongiorno a voi. Residente, cittadina del quartiere Ospedaletto, ha consegnato questo plico di firme. Quante sono e come le ha raccolte? Sono quasi 600 firme, le ho raccolte io come cittadina, quindi io parlavo con la gente, io andavo nei bar, nei campi da calcio, andavo nelle palestre, andavo nelle scuole, fuori dagli asili, quindi parlavo proprio al cittadino. Parlavo di cosa? Delle problematiche che tutti sappiamo, che coinvolge Strada Ospedaletto con Strada Bertesina. Il ponte del Cavalcavia, che è praticamente a rischio crollo, ma questo non lo dice Basso Deborah, lo dicono proprio le verifiche che hanno fatto comunque da ottobre, perché io combatto da sola questa battaglia da mesi e da mesi io mi metto davanti al ponte e davanti al ponte lo guardo, mi metto di guardo, penso, controllo e vedo quanta miseria c'è sopra quel ponte, porta un sacco di tonnellate, quintali al minuto, cioè se noi calcoliamo che solo una macchina potrebbe pesare tra i 1500 e 2000 kg, benissimo, calcoliamo che c'è un semaforo che alterna comunque la strada e da questo semaforo passano 10 macchine al minuto, calcoliamo per 24 ore quante possono essere le tonnellate che non passano più suddivise su due carreggiate ma passano su una carreggiata sola perché l'altra è ammalata. Quanto ci metterà questo ponte a venire giù? Il ponte dalla parte di là comunque è sempre peggio perché io lo controllo tutti i giorni, quasi tutti i giorni, perché abito a 150 passi dal ponte. La sera se vado a passeggiare con il cagnolino io lo sento scricchiolare. Il ponte purtroppo è a rischio crollo, non è più sicuro neanche dalla parte di là. Non può aspettare assolutamente un autunno in queste condizioni, non può assolutamente aspettare un inverno, una primavera, un'estate, perché non ha più bisogno di pioggia, non può più tenere magari una calamità come la neve o la grandine o il vento, perché viene giù anche l'altra parte. Passano mezzi agricoli
perché purtroppo Ospedaletto è una zona anche agricola, camion, tir, tram. Lei ha appena consegnato queste firme, che cosa si aspetta? Noi ci aspettiamo che il sindaco venga da noi, venga a Ospedaletto, lo invito io personalmente come cittadina, chiedo che si metta in piazza, che venga da noi l'aspetteremo, 600, 700, 800 persone. Se il sindaco ci dà una risposta in piazza d'Ospedaletto anche per le problematiche che comunque avete detto all'inizio, non ci sono più le strisce pedonali, non ci sono i dossi davanti alla scuola, manca mezze strisce da una parte, manca il carico-scarico alla vineria, manca le strisce del bus, i parcheggi, hanno tolto tutto, hanno rattoppato su tutto e quindi la situazione è veramente disagiata. Chiediamo che il sindaco venga da noi, se no verremo qua tutti noi, quelli che hanno firmato, verremo qua dal sindaco. Quindi questa non è assolutamente una minaccia, ma è giusto dare, perché quando noi, soprattutto della protezione civile, quando noi volontari, il comune ci chiede aiutiamo a mettere giù i sacchi o aiutiamo, noi per il comune ci siamo sempre cittadini, quindi è giusto che adesso il comune sia con noi. E allora, aspettando il sindaco, ci saremo naturalmente anche noi di Rete Veneta. Grazie a Federico Fusetti, a Simone Squarcina per la parte tecnica, e a Vicenza c'è anche il problema della violenza, come avete sentito, 2 giovani aggrediti in centro storico nel giro di poche ore. Puzza di insicurezza è l'aria che si respira a Vicenza sempre più negli ultimi tempi e gli episodi lo testimoniano. 2 aggressioni si sono consumate nel giro di poche ore, la prima poco dopo la mezzanotte nella zona di Campomarzo con un 20enne egiziano ferito a un braccio da un'arma da taglio, probabilmente un coltello. Vittima del secondo episodio un altro straniero, sempre sui 20 anni, che sarebbe stato accerchiato in piazza Matteotti qualche minuto prima delle 9 di sera, riportando anche lui una ferita da lama, in questo caso a una gamba. Nessuno dei 2 episodi ha avuto conseguenze gravi, ma adesso toccherà alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica di quello che è accaduto in centro storico. Sulla Riviera Berica, d'altro canto, nelle ultime ore è salita la tensione per i furti in abitazione. Ci sarebbero stati 2 tentativi di effrazione, ma anche un colpo riuscito nelle ultime ore. Le indagini delle forze dell'ordine puntano a rintracciare i responsabili. Intanto continuano i pattugliamenti sulla Riviera Berica, così come in tutti i quartieri di Vicenza. Forze dell'ordine in prima linea giorno e notte, con la criminalità che però continua a fare paura. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, e torniamo sulla grave aggressione ai danni di un 14enne a Padova. Sono stati arrestati 2 baby bulli. Il questore Odorisio nei loro confronti ha adottato il daspo Willy. Hanno aggredito un loro coetaneo sferrandogli un pugno e minacciandolo con un coltello. Volevano la sua bici e tutte le sue cose di valore. La violenza vicino al patronato della parrocchia Sacro Cuore di Padova martedì pomeriggio. Protagonisti 2 quindicenni di origine straniera che sono stati subito identificati dai poliziotti intervenuti dopo l'allarme lanciato dal 14enne aggredito. I baby bulli non hanno esitato a puntare il coltello allo stomaco del ragazzino, che è stato poi colpito all'addome da un pugno. Nonostante la violenza, il minorenne è riuscito a scappare mettendosi al sicuro e chiamando la polizia. I 2 aggressori sono stati bloccati poco lontano dal patronato. Uno di loro in tasca aveva ancora il coltello usato per l'aggressione. Il questore ha disposto nei loro confronti la misura del daspo Willy. I 2 minori per 2 anni non potranno avvicinarsi ai locali della zona. Entrambi inoltre sono stati segnalati al Tribunale dei minori. Noi purtroppo stiamo assistendo sempre più frequentemente a interventi dove durante anche normali controlli del territorio troviamo ragazzi con armi bianche. Non più di 3 settimane fa in zona stazione abbiamo sorpreso un ragazzo con un macete, un altro ragazzino, tutti minori, anche lui con un macete, ancora coltelli. La mamma del 14enne aggredito, arrivata in questura, ha raccontato che lo scorso 7 novembre i 2 bulli avevano già tentato un'altra rapina nei confronti del figlio, intimandogli di consegnare 20 euro sotto la minaccia di un coltello. Il questore rivolge un messaggio alle famiglie dei giovani. Solo quando siamo giunti a costruire a instillare questo senso di responsabilità nel giovane, il giovane è in grado di fare quel processo di valutazione della condotta e quindi se antisociale non la pone in essere. La polizia sta cercando di capire se i 2 quindicenni autori dell'aggressione al patronato del Sacro Cuore siano gli stessi che hanno rapinato lo scorso fine settimana un altro 14enne all'uscita da scuola nel vicino quartiere di San Bellino. E a Montebelluno scattano i controlli antirissa, e cioè i giovani troppo esuberanti che esagerano saranno schedati.
Noi ci attiviamo con un potenziamento dei controlli, soprattutto il sabato. Ho chiesto alla polizia locale che venga schedato chiunque possa creare scompiglio, perché avrei piacere di interloquire poi con i genitori. L'educazione non è di mera competenza delle istituzioni, l'educazione parte dai genitori, i quali devono insegnare l'educazione ai propri figli. Il messaggio è chiaro, così come la risposta che arriva anche a seguito delle risse registrate nel weekend, protagonisti giovanissimi. Prima mossa, un presidio serale, schierata la polizia locale che presto potrà contare su 3 nuovi agenti. In pratica già da questo sabato andremo a potenziare quelli che sono i servizi di vigilanza e di prevenzione nel centro cittadino, e con un prolungamento del servizio della pattuglia pomeridiana fino alle 20:30/21 e garantendo un presidio fisso di almeno una pattuglia. Abbiamo ovviamente anche il sostegno dei carabinieri, con cui ci siamo incontrati anche, non ultimo, ieri mattina. Poi possiamo aprire anche una parentesi per quanto riguarda le punizioni, che secondo me certe volte dovrebbero essere più severe, proprio per essere, diciamo così, più educative, però questo non compete ai sindaci e ai comuni. L'altro fronte è quello delle politiche giovanili, 615.000 gli euro investiti in progetti specifici tra il 2022 e il 2025, anche a livello sovracomunale, iniziative per l'orientamento al lavoro e contro l'isolamento sociale, ma anche qui sono le famiglie a fare la differenza. Chiedo ai genitori, tema importante, un po' meno amico, un po' più genitore. Ecco, questo è il mio auspicio, che poi le famiglie riescono a fare. Non è facile, perché non c'è nessun libro, non c'è nessun testo che insegna come essere genitore. E stavano litigando davanti alla stazione di Padova, armati di catene e coltelli. Sono stati denunciati dai carabinieri 3 moldavi. Rissa a colpi di catena in piazzale Stazione a Padova in pieno giorno. La violenza segnalata da una passante ai carabinieri, che sono intervenuti sul posto bloccando 3 moldavi di 33, 47 e 48 anni. Gli stranieri, alla vista dei militari, hanno tentato la fuga, ma quando sono stati raggiunti hanno tentato di colpire i carabinieri e gli agenti della polizia locale arrivati in supporto. Uno di loro aveva una catena di metallo lunga 83 cm, un altro invece un coltellino svizzero. Tutto è stato sequestrato. I 3 sono stati denunciati per rissa in concorso, resistenza pubblico ufficiale, porto abusivo di armi, oggetti atti ed offendere. Il 33enne è stato anche denunciato per aver violato il DASP urbano, ovvero il divieto di accesso alla stazione ferroviaria di Padova emesso dal questore. E vengono spesso aggrediti i conducenti di mezzi pubblici. L'ennesima aggressione a un autista della MOM è accaduto martedì lungo la linea che passa per Vazzola. È successo a Vazzola, nella linea 141, il nostro autista è stato preso a pugni da un personaggio che pensava di montare un autobus in modo gratuito. Chiede il biglietto e riceve prima un pugno e poi viene derubato degli occhiali. Questa è l'ennesima aggressione sulle Corriere della Marca, finita con l'arresto pressoché immediato per rapina da parte dei carabinieri di un senegalese di 24 anni, peraltro già noto alle forze dell'ordine per reati simili. Il ricovero invece al pronto soccorso per l'autista, che ora è a casa con diversi lividi e 3 giorni di prognosi. E un grazie alle forze dell'ordine, alla compagnia di carabinieri, compagnia di Conegliano, che sono intervenuti in maniera repentina, hanno beccato questo personaggio, l'hanno portato dentro e hanno assistito il nostro autista. Quindi questo è un fatto importantissimo, perché i carabinieri ci stanno dando un supporto importantissimo. Presidente Coladon, che sottolinea come MOM stia investendo in tecnologia a difesa degli autisti, con videosorveglianza di ultima generazione in un solo tasto. È un pulsante dove l'autista può attivarlo quando c'è situazioni di pericolo. Questo attiva tutte le telecamere e sono in contatto con le forze dell'ordine. Certo, l'aggressione probabilmente non sarebbe avvenuta se ci fosse stata la vigilanza privata resa operativa dalla MOM già nell'ottobre dello scorso anno, ma a domanda precisa il Presidente risponde: ma voi avete la security a bordo? In questo momento no. Una risposta a denti stretti, perché pare che il servizio di sicurezza privata sia andato in contrasto con quella pubblica, col risultato che non solo sarebbero stati ritirati i vigilanti, ma anche i semplici steward che gestivano le salite su bus e corrieri dedicati alle scuole. Facile pensare che senza questo supporto agli autisti, gli episodi di violenza sui mezzi pubblici saranno inevitabilmente destinati ad aumentare, con il Presidente MOM a cui non resta che puntare sull'autodifesa. Ma stiamo facendo anche dei incontri con i nostri autisti, con il personale delle forze dell'ordine, per aiutarli in caso di aggressioni.
Adesso andiamo in diretta a Valdobbiadene da Edi Caliman e dalla operatrice Nicoletta Rizzetto. E voi penserete, parleranno di Prosecco. No, parliamo di furti anche lì, nel regno delle bollicine. A te, Edi. Esatto, direttore, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Saluto e presento l'ospite che è qui con me, il vice sindaco Pierantonio Geronazzo di Valdobbiadene. Buongiorno a tutti. Siamo qui in compagnia del vice sindaco. Il sindaco sta tornando dall'Argentina, ma ha cominciato a divulgare un appello importante a seguito anche dell'appello fatto dal sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin. Perché l'Alta Marca, direttore, devi sapere, e noi ne stiamo dando testimonianza anche con i nostri servizi, è presa di mira dai ladri. Sono furti quasi quotidiani, più o meno sempre le stesse modalità, gli stessi orari. I comuni non ce la fanno più, dicono sono stanchi, dobbiamo uscire con dei comunicati ufficiali perché abbiamo bisogno di porre l'attenzione sul tema. Siamo disarmati sostanzialmente, giusto? È così? Corretto, purtroppo questa è la situazione drammatica in cui ci troviamo ciclicamente ogni anno in questo periodo nella Pedemontana, nel periodo che va da ottobre-novembre fino a dicembre-gennaio, e ci troviamo in difficoltà e anche inermi. Il sindaco si è già mosso sollecitando la prefettura, nei prossimi giorni lo farà in maniera formale per chiedere una maggiore presenza all'interno di tutta la Pedemontana, non solo Valdobbiadene ma tutti i comuni da Segusino fino a Vittorio Veneto si trovano in questa situazione. Le vostre forze, la polizia locale non riesce a fare delle pattuglie sostanziali che coprano tutto il territorio. Chiedete l'intervento di chi? Chiediamo l'intervento dei carabinieri che sono già presenti e stanno monitorando il territorio. Purtroppo la sola stazione di Valdobbiadene, Col San Martino, Cison e Vittorio col personale attuale non è sufficiente. Siamo tra i territori più vasti della provincia di Treviso, Vittorio Veneto è il comune più esteso, Valdobbiadene è il secondo e con le forze presenti attuali non è sufficiente per monitorare l'intera area. La nostra polizia locale viene già impiegata costantemente ogni giorno per pattugliare l'intero territorio, fermando veicoli, verificando le presenze di chi è dentro e cercando di garantire anche maggior presenza per garantire più sicurezza, ma questo ci rendiamo conto che non è sufficiente. Quindi è un problema nel problema, si apre la questione della mancanza di personale in tantissimi settori come quello delle forze dell'ordine, vice sindaco? Purtroppo è vero, come il settore della sanità, il settore del pubblico impiego amministrativo, anche nelle forze dell'ordine c'è una forte carenza di personale e si ripercuote sui servizi e la presenza di sicurezza sul territorio. Noi siamo qua, vice sindaco, anche perché Valdobbiadene è stata colpita nella scorsa settimana da dei furti, dei ladri sono stati intercettati dalle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni. Ieri sera l'ultima novità, diciamo, cosa è successo? Ieri sera è successo nella frazione di Guia, abbiamo avuto purtroppo un altro intervento di un furto, sono stati chiamati subito, allertati i carabinieri e che sono intervenuti con 2 volanti per cercare di vedere se si riusciva a individuare i soggetti che hanno compiuto la violazione. Purtroppo non siamo riusciti a trovarli. È da far presente che comunque il comune di Valdobbiadene ha installato un portale di lettura targa a tutti gli accessi del paese, di modo che qualsiasi veicolo che entri con targhe sospette, segnalate rubate o d'altro, allerta automaticamente gli uffici competenti, di modo che si possa cercare di avvisare in caso entrino veicoli sospetti all'interno del territorio comunale. Dunque ogni comune cerca di trovare delle soluzioni o arginare questo problema da sé, questo però non basta, servono soluzioni strutturali. Confermo e ci auguriamo che il governo, nella prefettura in questo caso, riesca a questo periodo a aiutare presentando maggiori forze dell'ordine per poter pattugliare e monitorare il territorio dell'intera Pedemontana che sta soffrendo questo problema che è ciclico e a cui non si riesce a trovare un rimedio nel breve termine. Direttore, questo l'appello e l'allarme lanciato dalle amministrazioni dell'Alta Marca. Se non hai domande, con Nicoletta Rizzetto, ringraziando il mio ospite, ti restituisco la linea. Grazie molte di Caliman e a Nicoletta Rizzetto. Vediamo i titoli del Gazzettino online. Reddito di cittadinanza, i truffatori graziati, falsa residenza da 10 anni a Venezia, ma la Corte europea ha dichiarato illegittimo il requisito. E poi il granchio blu, il flagello dei granchi blu, c'è un'offerta dallo Sri Lanka, dice lo Sri Lanka, li compriamo tutti.
Fenice. Brugnaro incontra il ministro della cultura Giuli, un vertice a Venezia senza sovrintendente e scossa dagli scioperi, probabilmente salterà la prima della Fenice che era prevista nei prossimi giorni. Adesso torniamo alle aggressioni e alla violenza, in questo caso i medici che potrebbero registrare a fine anno in Veneto un record negativo superiore ai 200 casi. L'US Otto Berica ha registrato 170 casi fino ad ora. 3 anni fa erano stati 75 gli episodi di violenza. Il numero delle aggressioni al personale sanitario nel territorio di competenza dell'US Otto Berica è praticamente raddoppiato in 2 anni, un dato preoccupante soprattutto perché rappresenta solo una parte degli episodi violenti che si verificano, quelli cioè ufficialmente denunciati. Per le aggressioni verbali si va dalle ingiurie alle minacce, per le aggressioni fisiche vere e proprie si va dagli sputi, gli spintoni, alle botte vere e proprie fino al drammatico tentativo di strangolamento accaduto a marzo ai danni di una dottoressa del San Bortolo. Sono 50 i casi di questa tipologia registrati fino ad ora, per un totale complessivo di 170 dall'inizio dell'anno. Una crescita esponenziale che, se procede a questo ritmo, fa prevedere a fine anno il superamento della soglia dei 200 casi. Lo scorso anno erano state 192 le aggressioni. Il personale sanitario chiede da tempo misure efficaci per combattere le violenze. L'Ordine dei Medici ha annunciato una grande mobilitazione a breve per richiamare l'attenzione delle istituzioni del Vicentino per concertare possibili soluzioni e strategie. Servizio di Daniele Garbina, adesso sentiamo Francesco Rattai, sempre sull'aggressione ai medici e con le parole del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Dalben. Dobbiamo assolutamente recuperare il rispetto quando si arriva in ospedale di quello che è un luogo di cura per eccellenza, è un luogo di sofferenza, un luogo di dolore, e tutti quelli che sono al loro interno hanno dei problemi per i quali appunto vanno rispettati. Quindi non è tollerabile assolutamente questo clima, insomma, no, che si sta creando attorno agli ospedali, in particolare a livello di pronto soccorsi. È un tema, quello delle aggressioni, a cui si sta ponendo, si sta facendo fronte sia con interventi legislativi, come abbiamo visto nei giorni scorsi, e stiamo aumentando anche tutto l'apparato di vigilanza, sia personale nei confronti dei dipendenti, ma sia anche a livello appunto di struttura. Quella della violenza verso i sanitari è una problematica all'ordine del giorno nei nosocomi veneti e italiani. Solo pochi giorni fa l'aggressione al pronto soccorso di Cittadella, ultima di una serie di atti violenti contro medici ed infermieri. Il governo si è mosso con un decreto legge approvato dai 2 rami del Parlamento per cercare di arginare il fenomeno, con anche l'inasprimento delle pene e l'arresto in flagranza differita, ovvero anche a 48 ore rispetto al reato. Ci costringono a fare questo, in sostanza, no? A porre in atto delle misure di vigilanza importanti che fino a qualche tempo fa non erano assolutamente previste, e che però ce lo impongono, sia per quanto riguarda l'attenzione verso i nostri dipendenti, verso i nostri sanitari, sia nei confronti di chi è presente nei pronti soccorsi nei quei momenti di aggressione. Insomma, è un danno che viene fatto veramente alla comunità, questo dell'aggressione all'ospedale. E poi attenzione, perché i sanitari poi perdono anche serenità nel loro lavoro, e questa è una cosa da tenere veramente presente, cioè il fatto di sapere che di fronte può esserci qualcuno che a un certo punto fa qualche gesto aggressivo, pone sempre il sanitario in una condizione di difesa. E sono diventate virali le immagini di qualche mese fa di medici barricati all'interno di un ambulatorio e assediati dai parenti di una vittima. Vediamo. Io non so che dire, guarda, qua è stato fatto, a parte come è successo più vicini, stanno vicino alla porta. Chi? La polizia o le bestie? La polizia. Succede anche questo nei nostri ospedali. Andiamo in pubblicità, 2 minuti con Andrea Bassio, Alberto Pivetta. Torniamo subito, state con noi.
Ancora incidenti stradali, purtroppo un giovane di 24 anni di origine kosovara è morto in uno scontro avvenuto la scorsa notte a Cavallino Treporti, scontro nel quale la sua auto si è schiantata contro un albero che costeggia la carreggiata. L'incidente è avvenuto intorno all'1 in via Fausta. La vittima era a bordo dell'automobile guidata da un connazionale che viaggiava in direzione di Cassavio. Per cause da accertare ha perso il controllo invadendo la corsia opposta e andando a sbattere contro l'albero e spezzandosi in due. Il 24enne è deceduto all'istante mentre il guidatore non avrebbe riportato lesioni di rilievo. E vediamo il titolo della Nuova Venezia: l'infanzia in Konsovo, il lavoro da giardiniere, chi era l'Indi morto nell'incidente a Cavallino. Torniamo su un altro sinistro accaduto a Covolo di Pederobba, il bilancio gravissimo, un morto e un ferito. Abbiamo sentito quel rumore fortissimo, la mia bambina è stata spaventata che piangeva e siamo venuti fuori. Tanta paura perché se non c'era questo, come si chiama, questo albero, questo contenitore qua, veniva qua in muro nostro. Eu pensava que aquela máquina era entrato na minha casa. All'indomani della tragedia, in via Guizza, Covolo di Pederobba, restano la paura e i segni di una traiettoria micidiale, quella costata la vita a un giovane di 25 anni, Taki Nabil, residente a Caerano di San Marco, gravissimo in ospedale il 57enne che si trovava con lui, un italiano di Montebelluna. Sono da poco passate le 21, i due uomini sono a bordo di una Volkswagen Polo intestata al padre del più giovane, direzione Crocetta del Montello. Prima l'auto sbanda e per poco non finisce nel cortile dell'abitazione di Felipe e Regina, poi carambola in centro alla carreggiata. Accorrono i residenti, si fermano altri automobilisti. La scena è surreale, entrambi gli uomini sono a terra, tutti e due sbalzati dall'abitacolo. Il 25enne è esanime. Erano tutti e due fuori dalla macchina, non sapevamo quale guidava. Non c'è un modo da capire. Non c'è conferma quindi su chi fosse alla guida. I carabinieri attendono e sperano che il 57enne, una volta risvegliato dal coma farmacologico, possa dare indicazioni. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo e si procede come da prassi con i test per verificare l'assunzione di alcol o droghe. Vista la dinamica, sospettata principale è l'alta velocità, quasi certo il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza. Di origine nordafricana, cresciuto a Caserta, Taki era nella Marca dal 2020, operaio e creator digitale. Il 25enne viveva a Caerano in una palazzina di via Montegrappa. Shock al bar Kennedy, nel centro del paese, dove il ragazzo aveva diversi amici, mentre il vicino Andrea lo ricorda così. Bravissimo, gentilissimo, rispettoso, mai avuto problemi, mai avuto assolutamente niente. E grande impressione a Covolo e la richiesta di maggiore sicurezza, di autovelox, di altri interventi, ma i sindaci dicono, e lo dice il sindaco Turato, abbiamo le mani legate. E ho sempre la paura quando mi esce il cliente con le macchine o anche a piedi sulle strisce pedonali, non si fermano nessuno. Bisognerebbe fare qualcosa. Sì. Assolutamente sì, un autovelox o un DOS o qualcosa, perché sembra una strada dritta ma c'è una semicurva che alla fine ti porta fuori e abbiamo visto. Il negozio di Nadia Covolan si trova a pochi passi dal punto esatto dello schianto, costato la vita al 25enne Taki Nabil. Schegge e olio hanno raggiunto anche la porta d'ingresso del locale. Qui in via Guizza si corre troppo, sempre. Chiediamo sicurezza, sì, perché è una strada molto pericolosa questa. Marco Turato, sindaco di Pederobba, ben conosce il problema e lo ha segnalato più volte. Certo è che qui si tratta di strada provinciale su centro abitato e strade provinciali su centro abitato non si possono né mettere degli autovelox e tantomeno dei dissensori di velocità, e con questo dimostra il fatto che abbiamo le mani legate. Ecco, quindi da questo punto di vista lei dice noi non possiamo fare nulla come sindaci purtroppo. Assolutamente no, non possiamo fare nulla tanto qui come in altre strade appunto provinciali o regionali. Insomma, burocrazia da un lato, comportamenti individuali dall'altro, con la Marca che piange l'ennesima vittima.
L'ennesima di prova che purtroppo, vuoi che sia la velocità, vuoi siano altre cause, purtroppo un'altra giovane vittima è rimasta in mezzo all'asfalto, non è certamente quello che dovrebbe succedere nei nostri giorni. Servizi di Christian Arboit, l'infortunio sul lavoro ha costato la vita a Silvia Pallicek, camionista 61enne. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 2 persone con l'accusa di omicidio colposo. Il camionista e il presidente del CDA dell'azienda di trasporti sono 2 le persone iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Silvia Pallicek, 61 anni. La camionista investita e uccisa mentre stava salendo sul suo camion nel piazzale della Finesso. Mancavano pochi minuti alle 18 del 5 novembre quando la donna, origini tedesche ma domiciliata per un periodo a Brogliano nel Vicentino, era stata colpita da un tir in retromarcia guidato da un collega, un 39enne di origine romena residente nel Padovano. L'indagine sarà fondamentale per capire esattamente cosa sia accaduto. Molte le domande ancora aperte: perché il camion era in retromarcia, perché la stessa camionista stesse facendo quel percorso per risalire sul suo mezzo pesante fermo nell'area di accesso agli uffici della ditta di logistica. Un'iscrizione dovuta, quella nel registro degli indagati, per permettere alla procura, che è in mano la relazione estesa dagli agenti della polizia locale, di svolgere lunedì prossimo gli accertamenti necessari che permettano poi il dissequestro del mezzo pesante. Da subito l'azienda, che in 90 anni di storia non aveva mai avuto un infortunio di tale gravità, ha dichiarato, per voce del suo avvocato, di essere a completa disposizione degli inquirenti, con l'obiettivo di fare piena luce sulla terribile tragedia costata la vita a una donna e a una professionista molto stimata. La strage del bus di Mestre precipitato dal cavalcavia. Il giudice ha accolto la richiesta della procura di prorogare la chiusura delle indagini perché la complessità della vicenda necessita di maggiori approfondimenti. L'ultima perizia aveva accertato che ci sarebbe stata una rottura dello sterzo. Concessa una proroga di 6 mesi alle indagini per la strage del bus precipitato il 3 ottobre 2023 dal cavalcavia superiore di Mestre, provocando 22 vittime. Finora le indagini commissionate dalla Procura di Venezia hanno permesso di individuare nella rottura di un perno dello sterzo la causa dello sbandamento del mezzo, un pezzo costruito in Germania ma assemblato dalla Yutong, l'azienda costruttrice dei bus. E non sarebbe l'unico, come aveva dichiarato ai nostri microfoni un ex dipendente della linea. Presenta delle anomalie magari sullo sterzo, ovvero nel girare non è come un mezzo a gasolio che quindi ha un'ampia sterzata. Si fa fatica. Ci sono poi altri aspetti da chiarire in merito alla vicenda, come eventuali responsabilità del comune per il varco nel guardrail da cui ha precipitato il mezzo dopo aver strisciato per vari metri perdendo sempre più velocità. Già accertato invece che l'autista Alberto Rizzotto non ebbe alcun malore, ma per chiarire gli altri aspetti si è ritenuto di prorogare la chiusura delle indagini. Il processo per un duplice omicidio, il pubblico ministero ha chiesto 20 anni per Massimo Pestrin, il 51enne che il 3 maggio del 2023 aveva freddato il fratello e la cognata. L'uomo era presente in aula. Massimo Pestrin ha ascoltato le parole del pubblico ministero Michele Permunian quando in aula ha ricostruito quel tragico 3 maggio 2023. Il 51enne armato di pistola ha freddato il fratello e la cognata, le vittime crivellate di colpi, 7 contro Lino, 5 contro Rosanna, quest'ultima giustiziata quando era già a terra. Ma l'ex vigilante ha abbassato lo sguardo nel momento in cui sono state fatte vedere le foto del fratello e della cognata a terra in un lago di sangue. 20 anni è la richiesta del pubblico ministero, pena già scontata di 1/3 per effetto del rito abbreviato, essendo venuta meno l'aggravante relativa alla relazione affettiva ed essendo state invece recepite le attenuanti generiche. La pubblica accusa ha fatto sentire la telefonata di Pestrin quando, subito dopo aver sparato ai congiunti, ha chiamato il 113. Ho ucciso mio fratello e mia cognata, mandate una volante, vi aspetto qui. Una voce calma, poi è uscito, si è acceso una sigaretta, pistola semiautomatica ancora in mano ed atteso l'arrivo dei carabinieri. Fabio Crea,
Crea, difensore di Pestrin, ha parlato per oltre 2 ore spiegando il perché la pena dovrebbe essere minore dei 20 anni. Io invece ritengo che ci siano degli aspetti di vita del signor Pestrin, anche riferiti alla sua personalità, oltre che il suo comportamento processuale, come per esempio quello relativo alla immediata confessione davanti ai carabinieri, anzi è stato lui stesso a chiamare i carabinieri al momento, subito dopo il duplice omicidio, che giustificano la concessione delle generiche in via di prevalenza rispetto alle aggravanti contestate per l'uccisione del fratello e della cognata, il che porterebbe a ridurre in maniera significativa la pena. L'11 dicembre ci sarà in corte d'assise la sentenza. Rimane un mistero il motivo vero che ha portato Pestrin ad uccidere il fratello e la cognata. Subito dopo il delitto aveva parlato di un complotto della famiglia per nascondergli la relazione che la moglie avrebbe avuto con l'ex datore di lavoro, relazione mai provata. Questo rimane uno dei punti oscuri di questo fatto, perché anche quello che lui aveva inizialmente detto, e cioè il suo convincimento di una relazione extraconiugale della moglie, è poco coerente con poi quelli che sono stati gli obiettivi dell'omicidio. Massimo Pestrin è stato ritenuto capace di intendere e volere. È stato rilevato nella valutazione sia psicodiagnostica che neuropsichiatrica del signor Pestrin degli aspetti riguardanti la sua personalità che, anche non incidendo sulla capacità di intendere e di volere, sicuramente hanno inciso, così ha detto il perito su una mia esplicita domanda, hanno sicuramente inciso nella capacità valutativa che ha preceduto l'azione omicidiaria. Avvocato Fabio Crea, torniamo a Padova per il cordoglio dell'università dopo la morte del 21enne che si è lanciato dal terzo piano di uno studentato, un ragazzo definito il gigante buono. La rettrice dell'Università di Padova ha indirizzato un messaggio alla famiglia. È un'intera comunità, quella della scuola galileiana, che si stringe alla famiglia del 21enne che ieri mattina è stato trovato morto dopo essersi gettato dalla terrazza del sesto piano dello studentato nel campus universitario dove viveva a Padova. Era un gigante gentile, una persona sensibile e profonda, era giocoso e divertente. Lo ricordano così i suoi compagni che ieri, nel momento di dolore, hanno scritto un lungo messaggio per ricordare il giovane allievo. Originario dell'Umbria, un talento per la matematica, tanto che alle superiori si era classificato al terzo posto alle Olimpiadi di matematica. A Padova era arrivato proprio per studiare la materia che lo appassionava alla Scuola Galileiana, istituto di studi superiori che prepara gli studenti più meritevoli. Sembra che il 21enne, nelle ore prima di precipitare dalla terrazza, avesse trascorso una serata in compagnia degli amici per una festa organizzata all'interno dello studentato per gli iscritti al primo anno. I rilievi della polizia e del medico legale hanno fugato ogni dubbio, anche se non è stato trovato un biglietto. Si tratta di un gesto volontario ripreso anche dalle telecamere di vigilanza dell'edificio universitario. Il 21enne si è gettato nel vuoto in piena notte ed è stato ritrovato intorno alle 8 del mattino seguente dai primi studenti entrati nel campus. Sembra stesse vivendo un periodo di difficoltà e tristezza, ma i compagni lo ricordano per la sua tenerezza nell'aiutarli nello studio e nei momenti difficili. Gian Guido Dall'Agata, direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell'Università di Padova, ha confermato che per i compagni sotto shock è stato organizzato un incontro con le psicoterapeute dell'Ateneo. La rettrice dell'università, Daniela Mapelli, ha inviato un messaggio di cordoglio e vicinanza dell'intero Ateneo alla mamma e alla sorella del 21enne. Siamo attoniti, sconvolti e molto tristi, ha scritto Mapelli. Il suicidio del giovane allievo della Scuola Galileiana è il terzo caso a Padova di studenti che si tolgono la vita in meno di 2 mesi. L'11 settembre un 23enne di Romano Dezzerino con la tesi nello zaino si è gettato da Palazzo Europa. Il 9 ottobre una 16enne si è gettata dalla finestra dell'Istituto Superiore di Montagnana dove studiava. Anche i cani rischiano di aggiungersi alla lunga lista delle vittime dell'uso di stupefacenti. Succede quando trovano per strada della droga frutto dello spaccio e ovviamente i cani sono subito attirati da questi bocconi e li ingoiano, e 2 cani hanno rischiato di morire a Mestre. Sentiamo anche l'appello dei proprietari.
Anche i cani a Mestre sono ostaggi della droga. Lo sanno bene i proprietari di Tiago e Scott, che per poco non hanno perso i loro amici a quattro zampe per aver ingerito della droga trovata per strada, come racconta Elisa, residente in via Piave. Il suo Amstaff Pitbull di 2 anni, Tiago, ha ingerito un pezzo di hashish mentre passeggiavano. Lei non se n'è accorta ed, essendo estate, inizialmente ha pensato a un colpo di calore. E quindi ho provato, insomma, con una bottiglia d'acqua fredda a vedere se il cane reagiva. Purtroppo il cane non ha reagito. Il cane, ho visto che non gli reggevano le zampe, stava male, aveva l'occhio fisso. Vedendo e documentando anche con un video lo stato dell'animale, Elisa è corsa dal suo veterinario, che, ignaro di ciò che fosse realmente accaduto, ha pensato a un problema neurologico. E che quindi fosse il caso di portarlo in una clinica ancora più attrezzata e ancora più preparata. Quindi Elisa si è recata in una clinica specializzata del Padovano, dove un dettaglio ha fatto capire al medico che non si trattava di un problema neurologico. Quando mi hai detto, questo parole della dottoressa, quando mi hai detto che abiti in via Piave, a me è venuto subito da provare, prima di entrare in percorsi più invasivi, di fare così di default un esame tossicologico. Quindi a lei è venuto, ha fatto questa associazione via Piave, la droga che c'è in via Piave e il cane che sta così, poi si riprende, eccetera, e subito gli hanno fatto un esame tossicologico e gli hanno trovato un tasso molto alto di THC. Da quel momento Tiago, che in realtà poi si è scoperto aver ingerito la droga a Venezia, è stato curato ed è guarito. Stessa sorte, con gli stessi sintomi, è capitata anche a Scott mentre passeggiava in un parco di Marghera col suo proprietario residente nel Trevigiano. Noi siamo circondati dalla droga in tutti i sensi, da chi la vende a chi ne fa uso, che poi appunto si butta per terra e quindi lascia tracce, siringhe. Io faccio appello a chiunque abbia bambini, cani, di stare veramente attenti anche qui, soprattutto qui, alle forze dell'ordine. Che ci sia più controllo, che intervengano di più. Perché qui noi non siamo sicuri, non ci sentiamo sicuri. Servizio di Ilaria Marchiori, torniamo subito dopo la pubblicità. Tagli nella finanziaria a danno degli enti locali, c'è la rivolta dei comuni bellunesi con i nuovi tagli, dicono i sindaci, a rischio molti servizi. Dello stesso tenore le proteste dei sindaci di Vicenza, di Padova e di tutti i comuni del Veneto. Commozione nella Basilica di Santa Giustina a Padova per l'addio all'ex presidente degli Alpini, Lino Rizzi. Le note del silenzio risuonano nel sagrato di Santa Giustina a Padova, la commozione e la fierezza nei volti degli alpini arrivati da tutta Italia per l'addio a Lino Rizzi, ex presidente della sezione ANA padovana e già vicepresidente nazionale delle Penne Nere, scomparso improvvisamente a 71 anni. I funerali sono stati celebrati nella Basilica di Santa Giustina a Padova. La grande chiesa era gremita di persone che si sono strette ai familiari di Lino Rizzi, che lascia la moglie, il figlio Marco e la nipotina di 6 anni. Lino Rizzi è morto a seguito di un malore giovedì scorso nella sua abitazione di Santa Giustina in Colle. Tanto il suo impegno per diffondere i valori alpini anche attraverso i campi scuola nazionali per i giovani dai 16 ai 25 anni. Al funerale erano presenti il presidente nazionale ANA Sebastiano Favero e i vertici dell'associazione, che hanno voluto ricordare l'esempio lasciato da Rizzi, uomo per bene, legato ai valori, dal sorriso e dal grande cuore. Servizio di Francesco Rattai ed ora il gratta e vinci da 500.000 euro staccato al Coffee Bar di Montebelluna. Ancora nessuno si è fatto avanti, come al solito, è chiaro che è così. La felicità dei titolari, se si presenta, hanno detto facciamo una festa. Un nostro cliente aveva visto in un sito che in questa settimana del 6, c'erano state delle vincite e fra cui c'era anche il nostro nome.
però sono quelle cose che magari non sei sicuro al 100%. E invece nome e indirizzi erano giusti. Il biglietto vincente da ben €500.000 è stato staccato proprio al Coffee Bar di Cola Tabacchi di piazza Giuseppe Verdi a Montebelluna. Increduli e felici i titolari. Abbiamo avuto vincite da migliaia di €1.000, €10.000, ma €500.000 sono veramente tanti. Noi siamo cascati come dei peri, come si dice, vista la busta, abbiamo aperto la busta e abbiamo visto, ma altre cose... Lei si è fatto un'idea, c'è un identikit? Mi auguro e penso sia uno locale qua del quartiere, perché noi siamo bene o male un negozio di quartiere, però può essere stato anche uno di passaggio. Gli auguro tanta fortuna. Identità del fortunato o della fortunata ancora avvolta nel mistero, nessuno si è ancora presentato. Chi vince vi lascia qualcosa, una piccola mancia, un piccolo riconoscimento? Anche questo a seconda del giocatore, cioè ci sono giocatori che lasciano e giocatori che non lasciano, insomma. Diciamo, voi siete sempre pronti ad accogliere questo eventuale vincitore? Guarda, se arriva qualcosa facciamo una bella festa, garantito. È tutto per oggi. Stasera Focus a Marzio Favero, Pietro Bean, Said Shaibi, Alberto Ferri, Maria Laura Faccini, Gianluca Schiavon, Mattia Varotto e Amerigo Vianello. Grazie molto ai nostri registi Andrea Basso e Alberto Pivetta e buona giornata a tutti.